Bentrovati a Bresa Belesa, ecco le 3 domande del quiz di oggi che tra poco sottoporremo agli amici bresciani che beccheremo in giro. La prima: in quale anno il Giro d'Italia si è concluso a Brescia? Nel 2012, nel 2013 oppure nel 2014? Seconda domanda: come si chiama il monumento che si trova in quella piazzettina annessa a Piazza Loggia, nella zona nord-est di Piazza Loggia? Come si chiama il monumento? Bella Italia, Brescia gloriosa oppure Italia vittoriosa? Terza e ultima domanda: come si chiamava l'antico quartiere che venne demolito per realizzare Piazza Vittoria? Si chiamava quartiere dei mercanti oppure quartiere della Vittoria oppure quartiere delle pescherie? A tra pochissimo. Bresa Belesa, messo la principessa, tu che parla bene, mani su che mai conosco. Bresa Belesa, messo la leonessa, sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Va bene sempre da lupo antico, serramenti e non solo, porte, infissi, insomma fanno un sacco di roba e tutto molto bene. Lei è il signor? Gino Trami. Gino, e di professione Gino? Pensionato. Pensionato, così giovane già in pensione. Gino, lei conosce un po' la storia di Brescia? Vagamente. Storia, ma non solo, anche la toponomastica, personaggi. Vabbè, in quale anno, ad esempio la prima domanda riguarda lo sport, in quale anno il Giro d'Italia si è concluso a Brescia? Nel 2012, nel 2013 o nel 2014? Il 2013. La seconda domanda: come si chiama il monumento, la statua che si trova nella diramazione nord-est di Piazza Loggia? Bella Italia, Brescia gloriosa o Italia vittoriosa? Italia vittoriosa. E terza domanda: come si chiamava l'antico quartiere che venne demolito per realizzare Piazza Vittoria? Quartiere dei mercanti, quartiere della Vittoria o quartiere delle pescherie? Quartiere delle pescherie. Lei però non c'era all'epoca, eh? No. Era ancora una stellina. No, assolutamente. O era in giro in bicicletta? Magari. Faccia lavorare un po' di più però a casa. Sì, cercherò di metterlo sotto. Allora, attenzione, in quale anno, signor Sergio, il Giro d'Italia si è concluso a Brescia? Nel 2012, nel 2013 o nel 2014? Era il 12. Seconda domanda: come si chiama il monumento che si trova nella diramazione nord-est, nord di Piazza Loggia? Bella Italia, Brescia gloriosa o Italia vittoriosa? Bella Italia. Terza domanda: come si chiamava l'antico quartiere che venne demolito per realizzare Piazza Vittoria? Quartiere dei mercanti, quartiere della Vittoria o quartiere delle pescherie? Quartiere delle pescherie, lì c'era. Vediamo un po', in quale anno il Giro d'Italia si è concluso a Brescia? Nel 2012, nel 2013 o nel 2014? 12? Non lo so. Non segue il ciclismo. Seconda domanda: come si chiama il monumento che si trova nella diramazione nord di Piazza Loggia? Si chiama Bella Italia, Brescia gloriosa o Italia vittoriosa? In piazza? Loggia, in quella piazzettina annessa a Piazza Loggia c'è un monumento, una bella statua. Bella Italia, Brescia gloriosa o Italia vittoriosa? Siamo Italia vittoriosa. C'è sempre. Come si chiamava l'antico quartiere che venne demolito per realizzare Piazza Vittoria? Quartiere dei mercanti, quartiere della Vittoria o quartiere delle pescherie? Quartiere delle pescherie. Ed ecco le 3 risposte corrette alle nostre domande. Allora, il Giro d'Italia a Brescia si è concluso nel 2013. Poi il monumento annesso a Piazza Loggia si chiama Bella Italia e il quartiere che è stato demolito, insomma, in epoca fascista per realizzare Piazza Vittoria era il quartiere delle pescherie. Complimenti agli amici che hanno risposto correttamente. Da voi a casa, insomma, speriamo che abbiate fatto lo stesso. Grazie e alla prossima, arrivederci.